Una notte da incubo vissuta tra paura e violenza. Erano circa le 2 quando un pensionato di 82 anni nella sua abitazione di Olmi di San Biagio di Callalta è stato svegliato da rumori sospetti provenienti dal piano terra. Intuendo che potesse esserci qualcuno in casa, l'uomo è sceso per controllare con un bastone in mano. Davanti a lui si è trovato faccia a faccia con 2 persone dal volto travisato, introdottesi nell'abitazione per mettere a segno un furto, probabilmente convinte che all'interno non ci fosse nessuno. L'anziano non si è tirato indietro, armato soltanto del suo bastone ha cercato di affrontare i 2 malviventi nel tentativo di difendere la propria casa. Ne è nata una violenta colluttazione. I ladri, pur di garantirsi la fuga, lo hanno scaraventato a terra e, prima di allontanarsi, gli hanno strappato dal collo una catenina d'oro, impossessandosi anche di alcuni orologi. L'ennesimo colpo ai danni di un anziano che questa volta avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Ci stringiamo attorno al nostro concittadino per l'accaduto, un accaduto che è sicuramente spiacevole, che vogliamo che non si ripeta più e che oltre alla paura ha lasciato sicuramente un segno nella sua vita. L'82enne è stato accompagnato a scopo precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. È stato dimesso poco dopo con lievi contusioni. Ora si trova nella propria abitazione in buone condizioni fisiche, anche se ancora profondamente scosso da quanto accaduto. Mi farò cura di andarlo a trovare, di portare la vicinanza di tutta la nostra comunità e anche per assicurarmi sulle sue condizioni di salute. Sappiamo bene che quando capitano questi episodi non è solamente un valore economico di quello che viene preso dei propri affetti, ma diventa anche un qualcosa che segna proprio la persona nel lungo periodo. Paura di rimanere anche nella propria abitazione e anche delle emozioni purtroppo negative che non fanno vivere in serenità. Gli inquirenti stanno ricostruendo ogni fase dell'episodio. Grande attenzione è rivolta alle immagini delle telecamere comunali di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato i movimenti dei responsabili. Fondamentali saranno anche gli elementi e le descrizioni fornite dall'anziano nella speranza che questa volta possano consentire di identificare e rintracciare i 2 malviventi.